Io posso dirlo, ho un meraviglioso alibi per questa corpulenza, per questa, diciamo così, agiatezza fisica, perché 4 anni e mezzo fa, come ha detto per l'appunto Matilde, sono diventata mamma di 2 gemelli. E quando si diventa mamma in tarda età il figlio, quando uno tromba battono tutte le mani. E diventare mamma in tarda età scatena un po' la curiosità. Oggi siamo diventati un popolo, forse lo siamo sempre stati, un popolo di voyeuristi. Si cerca sempre di capire per quale motivo si ritardano delle cose. Una vicina di casa mi ha detto: si è decisa un po' tardi, a diventare mamma. Dico: se mi portavi tuo marito facevo prima. Ma fatevi gli affari loro. Quando sono andata a fare la visita, gli uomini adesso potete andare a prendere un caffè. Perché voi tanto dopo aver procreato è finita la vostra avventura. Poi quando l'uomo decide con sua moglie di avere un figlio si sentono tutti Rocco Siffredi. Nel cuore della notte ti abbracciano, magari d'estate che fa un caldo torrido. Te si piazza con la testa qua tra i capelli e la spalla e comincia la sua avventura. E tu già, oddio, mi si brucia il sugo. Perché noi già siamo avanti, voi state ancora là. E tu approfitti, tanto lui non si accorge. In camera da letto, per anticipare, per agevolare la pulizia di casa, sei già con l'aspirapolvere sotto il letto che fa più o meno lo stesso rumore di tuo marito. Quando lui poi ci riesce dice: che ho fatto, eh? Eh sì, perché hai fatto tu. Io mi sono fatta 9 mesi di panza, di vomito, di nausea, vene varicose, cellulite che me la porterò dietro fino alla morte. Emorroidi a grappoli che si potevano vendemmiare. Poi nasce il bambino, guardano nella culla tutto il papà. Maledetto, il prossimo te lo fai tu e quella zoccola di tua madre, va bene? Vai via!